Eccoci, allora io darei ufficialmente inizio a questa serata. Vi ringrazio ovviamente per aver scelto di parteciparvi, grazie per la vostra presenza. Questa è la terza serata, 6 luglio 2023, siamo a Belluno. La presentazione del complemento di sviluppo rurale al piano strategico nazionale PAC 2023-2027 arriva alla sua terza tappa. C'è stato Rovigo, poi c'è stato il Vicentino con Altavilla Vicentina e oggi siamo nel Bellunese. Perché tre tappe? Perché ogni territorio ha le sue specificità e il complemento allo sviluppo rurale sostanzialmente vuole dire proprio questo, è il documento che va a raccontare il piano di sviluppo rurale per il prossimo quinquennio. All'interno di questo documento sono definiti i contesti, sono definiti gli obiettivi e ovviamente sono anche definite le risorse che andranno a pianificare lo sviluppo regionale. Quindi si tiene conto delle specificità del territorio. Del Bellunese evidentemente ha le proprie specificità. Non a caso un incontro apposta organizzato qui, che appunto è il terzo di quelli che sono stati organizzati. Mentre stavate entrando e vi stavate registrando, qui sono stati proiettati diversi video, delle video interviste. Si tratta del racconto dei beneficiari degli interventi del PSR di 5 anni fa, quindi dell'ultimo PSR. Sono i beneficiari degli interventi, quindi persone che hanno aderito ai bandi e hanno come dire, prestato il loro volto e il loro racconto per raccontare che cosa è stato realizzato attraverso questi interventi. Poi ci sarà anche la proiezione di uno spot, una campagna che porta questo nome, le nostre radici, il futuro della nostra terra. Quindi evidentemente un salto tra il passato e il futuro, e tra l'altro è una campagna promozionale che è arrivata a seconda, questa è proprio una notizia che vi do fresca fresca, è arrivata a seconda al contest di giornalismo di Perugia per la gara che si chiamava CHAC Rurale. Quindi è anche una campagna pubblicitaria realizzata proprio dalla Regione del Veneto che ha vinto un premio importante. La cartellina che avete in mano contiene una sintesi del complemento allo sviluppo rurale, quindi 2023-2027 c'è una breve sintesi, quindi potete utilizzarla come una mappa per muovervi all'interno degli interventi che oggi siamo qui a raccontarvi. Vi ricordo inoltre che avete diversi strumenti per poterli conoscere, oltre alla serata ovviamente organizzata qui al centro congressi. C'è anche un canale Telegram che è stato aperto, si chiama Veneto Rurale, quindi sono attivi tutti, come dire, i canali social per poter utilizzare gli strumenti che preferite per trovare tutte le informazioni. Vi ricordo inoltre che al termine di questa serata ci sarà uno spazio dedicato a voi, quindi alle vostre domande, dubbi, sollecitazioni. Abbiamo la fortuna di avere qui insomma i nostri esperti che con i loro interventi ci racconteranno in che cosa consiste il complemento allo sviluppo rurale, e quindi avrete la possibilità anche di esprimervi facendo le vostre domande. Invito qui con noi Giovanni Puppato, il consigliere regionale che ci ha raggiunto a nome della Regione del Veneto per portare i suoi saluti. Buonasera, buonasera consigliere, prego. Buonasera, grazie, buonasera. Beh, un saluto doveroso a tutti voi da parte mia, del Consiglio regionale, a tutti i presenti, che quindi a questo interessante evento, ma sicuramente importante anche per le varie fasi che lo stesso compie. Noi stasera parleremo appunto del completamento del piano di sviluppo rurale regionale e quindi del PSN e della PAC, quindi i contributi regionali, quindi delle opportunità, degli interventi, dei bandi. E questo strumento stasera è sicuramente lo strumento principale con cui la Regione dà sostegno al futuro dell'agricoltura regionale e anche dello sviluppo delle aree rurali. I tecnici, o meglio i dirigenti che sono qua stasera, che li ringrazio, anche godono della nostra stima per la loro grande professionalità, stasera parleranno un po' parleranno di quella che è l'architettura praticamente di questo contenuto programmatico da qui al 2027, e quindi parleranno dei bandi che si apriranno imminentemente e che proprio ieri in terza commissione di cui io faccio parte, il relatore era il dottor Contarin, sono stati approvati proprio in terza commissione.
Si tratta di un pacchetto di 10 bandi con un finanziamento di oltre 16 milioni di euro, e quindi interventi importanti. Avranno, come posso dire, però presenteranno con loro sicuramente, si concretizzano, diciamo così, si concretizzano in 2 azioni, in 2 filoni, che però non sono semplici, presentano, come posso dire, sono cruciali, usiamo questo termine, nel senso che per il nostro territorio sono volti soprattutto all'innovazione e all'investimento forestale. Voi sapete che i cambiamenti economici, cambiamenti sociali, cambiamenti climatici che hanno caratterizzato questi anni vedono il territorio montano come protagonista centrale di un percorso di evoluzione che dipenderà, da cui dipenderà anche la nostra resilienza delle nostre comunità. Quindi io chiudo, volevo solo dire che sono contento che questa azione, questi convegni vengano fatti un po' in tutto il territorio e quindi anche qui a Belluno, e che si dimostri anche la vicinanza della Regione da parte nostra verso tutti gli agricoltori, verso gli operatori rurali, e che quindi possiamo da qua in avanti, come abbiamo fatto finora, affrontare quelle che saranno poi le sfide e i momenti cruciali che ci aspetteranno, ma che sicuramente riusciremo a vincere. Vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro, buona serata ai relatori, buona serata a tutti voi, grazie per i saluti. Grazie al consigliere Giovanni Puppato per averci raggiunto, per essere qui con noi ed aver, come dire, introdotto, no, questa serata importante. Il punto di riferimento dello sviluppo del territorio sostanzialmente è il complemento allo sviluppo rurale del Veneto del piano strategico nazionale PAC 2023-2027. Vi ricordo inoltre che da autunno partirà una nuova campagna dove andremo a raccontare nuove storie, 11 protagonisti degli interventi del piano di sviluppo rurale 2014-2022. Siamo al complemento, io partirei con il primo intervento. Allora chiedo al dottor Franco Contarin, buonasera dottore, direzione l'autorità di gestione bonifica e irrigazione della Regione del Veneto. Dottor Contarin, grazie. Allora partiamo con una prima introduzione al complemento che nello specifico va a raccontare la strategia regionale di sviluppo per il territorio del Bellunese. Grazie. Sì, buonasera a tutti anche da parte mia. Porto i saluti dell'assessore Caner che, impegnato in altro concomitante impegno, non è riuscito a mettersi in auto in tempo. Allora, l'intervento a me affidato riguarda, se riesco a comandare qui le presentazioni, ma non ci riesco, quindi chiedo aiuto a qualcuno. Eccolo qua, vedi che c'era. Riguarda appunto un primo inquadramento dello strumento di cui parlava il consigliere Puppato poc'anzi. È uno strumento importante perché accompagnerà lo sviluppo rurale di tutto il Veneto, delle varie zone, dei vari territori che compongono la nostra regione, da qui al 31 dicembre 2027. È una fase particolare quella in cui ci stiamo muovendo. Ecco qui alcuni dati, scusate, penso siano noti agli addetti ai lavori. Comunque si rivolge a una platea ampia, 83.000 imprese agricole, quelle che ci consegna l'azienda agricola, che ci consegna il censimento Istat, una SAU di 835.000 ettari, come sapete quella montana è di circa 100.000 ettari, un territorio in cui vivono quasi 5 milioni di abitanti. Dicevo, è un contesto particolare perché, chiariamolo subito in partenza, perché almeno chi si occupa di PAC da qualche anno come me, non abbiamo memoria che succedesse di avere in concomitanza la vita di 2 strumenti. Lo citava la nostra conduttrice e moderatrice di stasera, veniamo dall'esperienza del PSR 14-22, esperienza che non è ancora finita e che finirà il 31 dicembre 2025, per cui in questo momento i colleghi di Avepa, rappresentati qui dalla cara collega dottoressa Trevisin, che è il direttore della vostra sede di competenza, stanno lavorando in questo momento a fare istruttoria e i pagamenti, e lo faranno ancora per i prossimi mesi e anni, di finanziamenti del vecchio PSR. In concomitanza parte
Il complemento per lo sviluppo rurale ha cambiato nome, ha cambiato etichetta, dal 23 al 27. Quindi avremo fino ai prossimi 2 anni pieni, fino al 31 dicembre 2025, prima volta nella storia la convivenza di 2 strumenti attivi, entrambi finanziati dalla PAC, entrambi che portano la PAC nei territori per quanto riguarda l'aspetto dello sviluppo rurale. Non bastasse questo, nei prossimi anni e praticamente per tutto il periodo della programmazione, quindi fino al 2026-2027, avremo la convivenza anche di altri strumenti che non riguardano la PAC, che non sono finanziati dalla politica agricola comune, ma che riguardano la vita dei territori rurali, anche dei territori rurali e anche degli operatori delle aziende agricole. Cosa sono? Quelli li trovate elencati. Strumenti finanziati da legge dello Stato, Agricoltura 4.0, i bandi gestiti dall'INAIL per la sicurezza anche nelle attività agricole, gli accordi di sviluppo gestiti dal Ministero dell'Agricoltura, i programmi operativi, i programmi regionali del FESR e dell'FSE, gli altri 2 fondi che operano sui territori e che in qualche modo toccano tematiche finora finanziate anche dallo sviluppo rurale, le linee di investimento del PNRR, questa novità ai noi non è che ci faccia contenti, nel senso che viene dopo una sciagura, quella del Covid e gli effetti che ha avuto sull'economia, come sapete, ma reca delle linee di azione molto interessanti anche per il nostro settore e quindi poi, ecco, in questo contesto il PSN, il Piano Strategico Nazionale della PAC. Allora, novità nelle novità, il Piano Strategico Nazionale. Noi lo citiamo ormai, lo troviamo scritto nella stampa di settore, è una novità. Perché è una novità? Perché mette dentro, non solo dentro una cornice, ma è anche una parte del quadro, per la prima volta riunisce a livello di Stato membro un unico documento di regole, il primo pilastro, quindi il FEAGA, quindi i pagamenti diretti, l'organizzazione comune dei mercato e lo sviluppo rurale, che finora erano gestiti con svariate centinaia di strumenti diversi. Svariate centinaia perché in tutta Europa i programmi erano 118 per lo sviluppo rurale. Le strategie del primo pilastro erano 27 o 28 e idem le strategie dell'ortofrutta anziché quelle dell'OCM vitivinicola. Quindi capite, riunite tutte a livello di Stato membro in un unico documento. Lì dentro c'è anche la cassaforte. Per questi 5 anni, 23-27, all'Italia sono stati assegnati complessivamente dei vari fondi quasi 37 miliardi di euro. Di questi noi stasera ci occupiamo di una frazione di 16. Perché? Perché 16 sono i miliardi dedicati in Italia allo sviluppo rurale. Sono 16 che vengono per metà, 40 e rotti per cento dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale, 40% dal bilancio dello Stato, 17, quasi 18 a dire il vero per cento, dal bilancio regionale. Dentro a questo piano strategico nazionale troviamo scritti, definite le regole degli interventi. È importante questa frase che ho appena detto. Gli interventi non sono più scritti a livello regionale, ma sono scritti a livello nazionale. E dentro a un pacchetto di 76 interventi nazionali, ogni regione ha scelto quali interventi attivare nel proprio territorio perché più coerenti con i bisogni, con le caratteristiche del proprio territorio. Il piano nazionale contiene quindi dei capitoli, delle schede in cui spiega quali sono i requisiti da applicarsi sui territori e con quali specifiche regionali. Un sunto del piano nazionale che spieghi in maniera più semplice, più efficace, lineare cosa si fa nel territorio di ogni regione è il cosiddetto complemento per lo sviluppo rurale, complemento regionale per lo sviluppo rurale, che è previsto da questo documento nazionale come declinazione amministrativa per capire e leggere meglio. Non perché non si sia capaci da operatori di leggerlo, ma perché il documento nazionale, vi dico, è un documento di 4.000 pagine. Il complemento Veneto, ad esempio, che è una dimensione media rispetto alle altre regioni, è un documento di 400 pagine, quindi 1/10, che si presta a essere più chiaro e più leggibile.
La Regione del Veneto, col suo partenariato, tutto in questi anni che abbiamo alle spalle, ha partecipato alla definizione delle scelte del piano nazionale. Non c'è stato un percorso da Roma al Veneto, ma anche al contrario, ok? Non solo quello, ma anche al contrario. La Regione del Veneto ha individuato una propria strategia, la strategia che trovate scritta nel complemento regionale, per citare il documento che dicevo prima è quello più fruibile, diciamo così, si compone fondamentalmente, è riassumibile in 3 numeri, 6 priorità, 6 scelte di fondo che hanno ispirato il Veneto nel fare le sue scelte. 44 sono gli interventi, cioè i tipi di bando che abbiamo scelto insieme al partenariato, proponendoli poi alla Giunta, perché più coerenti alle esigenze del nostro territorio. 824 milioni, quel numero lungo lì che vedete alla vostra destra, è la dotazione finanziaria dei 16 miliardi che dicevo prima, che è arrivata, è stata assegnata nell'intesa Stato-Regioni alla Regione del Veneto. Dicevo, ho citato il partenariato, nel senso che ci sono 90 sigle che rappresentano tutto lo scibile, diciamo così, agricolo e rurale del Veneto, 90 sigle regionali che fanno sintesi di quelle che sono sul territorio di ogni provincia e che ci hanno accompagnato in un percorso che è partito nel 2019 e che si è concluso di fatto con l'approvazione del PSN PAC a dicembre scorso, 22, e poi a gennaio con l'approvazione della versione finale del complemento regionale. Ok? È doveroso dirlo perché altrimenti sembra quasi che ci sia stata un'operazione di qualche ufficio a fianco dell'assessore che ha fatto ste robe qua, che ha scelto. No, sono state frutto di un confronto a volte anche molto acceso. Le 6 priorità. La prima, giovani. È la scelta della Regione del Veneto per assicurare futuro al settore. Futuro inteso come teste, braccia, ma anche futuro inteso come capacità di stare al passo coi tempi e di innovare. Seconda priorità, la sostenibilità ambientale, abbiamo voluto riepilogare in un'unica parola, è la sostenibilità ambientale. Consapevoli che la sfida del cambiamento climatico pone come direttrice la sostenibilità ambientale, ma non come un qualcosa di dovuto che l'azienda agricola, che l'operatore, che la cantina, che la latteria devono subire. No, un percorso, è in realtà un percorso di qualificazione, un percorso di adattamento che consentirà alle produzioni di quell'agricoltore, di quella cooperativa, di essere rispondenti al fabbisogno che ha il consumatore. Inutile che ve lo dica, mi vergogno quasi a ribadirlo nella sua, come dire, evidenza, il consumatore oggi, pur schizofrenico, perché ogni consumatore vuole il prodotto per sé, personalizzato, ma ha dei tratti comuni: la sostenibilità ambientale, il rispetto dell'ambiente, l'adeguamento climatico, il rispetto delle persone che lavorano e così via. E quindi la qualità per il consumatore non è solo spendere il giusto, diciamo così, ai noi talvolta sembra che sia poco, ma è portarsi a casa anche tutta sta roba qua. Quindi la sostenibilità ambientale è una scelta che deve vedere consapevoli le nostre aziende. Innovazione, l'innovazione è lo strumento, è una priorità per il complemento, perché il complemento si focalizzerà su quegli investimenti materiali e immateriali che servono agli operatori per rispondere a queste sfide, a queste richieste di innovazione per la sostenibilità ambientale, per la qualità e quant'altro. Quarta priorità, la vivibilità dei territori. Siamo in un contesto particolarissimo, quello della provincia di Belluno, emblema di tutta la montagna veneta, di tutti i territori della montagna veneta, in cui le coraggiose imprese che ancora continuano, ma noi diciamo di più, le coraggiose famiglie che scelgono di vivere in questo contesto, ok, hanno diritto a una parità di accesso ai servizi come le famiglie, le popolazioni, le imprese che operano nei contesti urbani. È una priorità che orienta anche il complemento. Quinta priorità, la fragilità dei territori. La sicurezza idrogeologica e idraulica di tutto il nostro territorio passa, soprattutto in certe zone, il contesto montano, il contesto collinare,
passa attraverso uno strumento che per noi è chiave, per la giunta regionale è chiave, ed è il mantenimento in quei territori dell'agricoltore e delle attività agricole che presidiano, sono un presidio attivo, non passivo in quei territori, uno strumento di prevenzione. Ultima, la focalizzazione. Questa forse è molto prosaica come priorità. Nasce da una constatazione. Gli 824 milioni di euro sono un numero che riempie la bocca, ma sono poca cosa, sono insufficienti per sostenere gli investimenti, le esigenze, il futuro delle 83.000 aziende agricole. Quindi il CSR, il complemento, focalizzerà queste risorse su quei bandi, su quegli interventi che non possono ottenere risposta dagli altri strumenti che da qui al 2027 sono disponibili. Li ho citati prima e farò degli esempi. Il primo esempio è questo. Questa tabella riepiloga sulle righe, forse poco leggibile, ma faccio rinvio ai siti, riepiloga alcune delle misure del PNRR, ok, che hanno lo stesso obiettivo e le stesse caratteristiche di precedenti misure del PSR 14-22. Faccio un esempio. Sul tema della banda ultralarga che riguarda anche i vostri territori, voi sapete che il PSR 14-22 ha stanziato 50 milioni di euro per garantire la copertura in fibra o in antenne radio dei comuni più rurali. Nel CSR questi soldi non ci sono, questo intervento scompare, non perché sia già infrastrutturato tutto, no, ma semplicemente perché dentro al PNRR ci sono 8 miliardi destinati a questo scopo e un numero datato e inferiore al reale è che già nei primi mesi del 2022 erano stati assegnati al Veneto circa 225 milioni di euro per fare infrastrutturazione banda ultralarga. Quindi è inutile farla, ma vado oltre e cito delle cose che voi conoscete. Tetti fotovoltaici, ok? Già nel bando ultimo del dicembre 2022 l'aiuto è scomparso dal bando, dalla misura investimento dell'azienda agricola, non c'è più. C'era fino, ripeto, a un anno fa. Perché? Perché vogliamo orientare le imprese agricole e le imprese agroalimentari del Veneto a partecipare ai bandi agro-solari finanziati dal Ministero dell'Agricoltura con 1,5 miliardi e gestiti dal GSE. Il bando 2022 è stato chiuso a settembre, le graduatorie sono uscite nazionali, è uscita, è unica. A dicembre 2022 ha assegnato poco più di 500 milioni di euro. Sappiate che di questi 500 milioni di euro, ben quasi 60 sono stati assegnati a richiedenti veneti, a 830 tra aziende agricole e imprese agroalimentari del Veneto che vi hanno partecipato. Sono state finanziate tutte le domande. Ci saranno, sono previsti ulteriori 2 bandi, uno è imminente, nell'estate, che stanzieranno il residuo miliardo. Finché non saranno assegnate tutte queste risorse, non troverete più nei bandi dello sviluppo rurale regionali la spesa fotovoltaico, ok? Perché non possiamo permettercelo. Dobbiamo portare qui i soldi del PNR per il fotovoltaico, non fare il contrario, ok? Lo stesso dicasi per altre robe, ad esempio per gli edifici rurali storici. Tanti sindaci vengono a chiedere, tanti interessati, no. Proprio non abbiamo neanche l'intervento. Perché? Perché il Ministero della Cultura col PNRR nell'autunno scorso ha fatto un bando gestito dai colleghi di Avepa che ha assegnato al Veneto più di 43 milioni di euro. Basta, non esiste. Ok? Non possiamo permettercelo. Vado avanti velocemente, vi sto tediando. Queste priorità quindi hanno guidato la scelta di cosa fare, di quali interventi attivare, di quali bandi, di quali spese sostenere. Il riparto delle risorse, cioè come gli 824 milioni poi sono finiti, un po' ai giovani, un po' agli investimenti, un po' l'agroambiente, un po' l'indennità montana. E poi guidano la declinazione dei criteri di selezione, ok? E delle condizioni da applicare nei bandi. Tema che illustreremo stasera per il pacchetto di bandi che presentiamo. Quanti sono gli interventi? Ho detto 44, sono ripartiti così.
16 sono in materia di ambiente, 1 è l'indennità montana, 11 sono i tipi di bandi di interventi per gli investimenti, e poi cosa abbiamo? Vabbè, e le misure di sostegno all'innovazione, trasferimento della conoscenza, eccetera, sono in totale 13. 2 sono le misure di premio all'insediamento, perché all'insediamento classico dei giovani agricoltori abbiamo affiancato, ne parlerà la dottoressa Maier poc'anzi, che è responsabile della direzione foreste, qui al mio fianco, alla mia destra, proviamo un insediamento avvio imprese selvicolturali. Le risorse, ve le ho già dette quante sono, vado avanti, via. Eccolo qua, il riparto delle risorse. Le priorità che ho detto hanno determinato il riparto, ma non nel senso che abbiamo detto daremo più soldi ai giovani, che sono la prima priorità, e all'ambiente, che è la seconda, alla sostenibilità. No, abbiamo detto preoccupiamoci prima di soddisfare il più possibile le esigenze coerenti all'obiettivo che ci diamo per quella priorità. Faccio un esempio. Mediamente negli ultimi anni abbiamo finanziato 300-320 giovani all'anno, giovani nuovi agricoltori, ok? Ci siamo dati un obiettivo in base a delle analisi fatte, condivise col partenariato, con l'assessore Canere, eccetera, 350 giovani all'anno per i prossimi 5 anni. 350 per 5 fa 1750, il premio è rimasto invariato perché non riusciamo ad ampliarlo, non abbiamo abbastanza soldi, a 40.000 euro, 350 per 40.000 fa 70 milioni, ok? Bene, prendiamo gli 824 e tiriamo via i 70 da assegnare ai giovani per il premio. Prima scelta. Seconda scelta che viene dalle priorità, la zona montana. Vi verrà spiegato, abbiamo vari strumenti per dare risposta alla zona montana, sapete che del PSR vigente il 42% a oggi è venuto in zona montana, tra cui Belluno, Verona, Vicenza, Treviso, tutti i pezzi di zona montana che abbiamo in Veneto. L'indennità è la misura dedicata. L'indennità ogni anno fruisce di 17 milioni di euro circa. Abbiamo arrotondato almeno 18 all'anno, ok, per mantenere un adeguato sostegno con quello strumento. 5 anni servono 90 milioni. Bene, prendiamo altri 90 milioni degli 824 e li dedichiamo a questo. E a cascata abbiamo fatto così sugli altri interventi, va bene? In questo senso le priorità hanno determinato anche il riparto finanziario. Passo alla gestione e vengo ai giorni nostri. Sistema di gestione, tanto vituperato, ma la regione fa i bandi, l'assessore, la giunta, poi li passa a Vepa, ma Vepa gestisce, capisce, non capisce, risponde, i tempi, i modi, siete risidi, non siete risidi, eccetera. Chiedete in giro, andate a chiedere da qualche altra regione, noi perpetuiamo, la giunta perpetua questo modello, cerca di migliorarlo e va avanti, perché è l'unico modello che abbiamo che consente in 120 giorni di dire se la domanda è finanziata oppure purtroppo no, per cui ognuno poi si organizza. È l'unico sistema per pagare, non dico entro 15 giorni da quando è stato fatto il collaudo, non lo dico, comunque di sicuro prendiamo la larga entro i 60 giorni dal momento in cui sono state presentate tutte le carte per il pagamento. Ma poi su questo parlerà, ripeto, la cara dottoressa Trevisin. Il sistema prevede giunta gestisce i bandi con gli uffici che rappresento io, che rappresenta Silvia, che rappresenterà poi il collega Alberto Zannol, che segue la parte più competitiva, più di innovazione. La struttura di Avepa, tutta qui rappresentata stasera dalla dottoressa Trevisin, gestisce, raccoglie, prende le domande, comincia a istruirle, finanzia, non lo fa da sola, c'è tutta un'interlocuzione continua con noi, con i nostri uffici, per chiarimenti, per situazioni varie, problemi che si trovano, fa i controlli, arriva a fare il pagamento. L'attuazione, dicevo, ci sono delle regole generali che abbiamo definito con una delibera di qualche settimana, mese fa, non ricordo il numero, eccola qua, 687 del 5 giugno, eccola qua, che sono le regole che valgono per tutti i bandi, le regole trasversali, le regole generali, descrivono i processi, dicono i tempi, dicono cosa fa Avepa e dicono cosa devono fare la giunta e gli uffici regionali e anche cosa deve fare il beneficiario, dicono, in chiave generale. Poi ci sono i bandi che escono. Primo tema, quando escono i bandi, il calendario che fissa quando escono i bandi è stato adottato dalla giunta regionale a febbraio e vale fino al 31 dicembre 2027, quindi già da allora si sa quando vengono fuori i bandi, con la precisione del trimestre.
Ad esempio stasera siamo a presentarvi dei bandi che, come ricordava il consigliere Puppato, sono lievemente in ritardo, nel senso che non vengono pubblicati, dovevano essere pubblicati entro il 30 giugno, siamo lievemente shiftati per un problema di uffici. La Giunta ha avuto, sono state annullate alcune sedute per problemi straordinari che sono successi, e quindi il bando verrà approvato la settimana prossima in via definitiva e pubblicato al 99% venerdì prossimo, non domani, ma il 14, se i miei conti non sono sbagliati con i numeri del calendario. Quindi avrete quello di cui parliamo stasera, lo troverete sul BUR del 14, oltre che sui siti che venivano citati all'inizio anche dalla nostra moderatrice. In questo momento sono aperti dei bandi, sono già successi, diciamo così, alcuni sono appena chiusi. I bandi per le misure a superficie li abbiamo chiusi il 30 giugno, come sapete, varie proroghe. È in corso un bando che è importante per il vostro territorio, anche se magari riguarda alcuni soggetti più che altri, ed è il bando per la selezione delle strategie di sviluppo locale. Nel vostro territorio bellunese insistono 2 GAL che sono molto importanti, sono tra i GAL, mi permetto di dire, più grossi in termini di superficie, di territorio, ma anche in termini di dotazione finanziaria di cui possono fruire a vantaggio del territorio della montagna e in particolare del territorio bellunese. Vedete in rosso le cifre complessive, sono cifre significative degli 824 milioni, 130 tra indennità compensativa e agroambiente, 50 per tutti i GAL, però di quei 50 una parte consistente verrà a Belluno. Stasera parleremo dei bandi appunto programmati al secondo trimestre che verranno pubblicati il 14, vado veloce. Vi dico già che stiamo già lavorando, gli uffici regionali stanno già lavorando per costruire i bandi di dicembre, che sono previsti tra settembre e dicembre. Ve li anticipo, sono scritti in quella delibera, sono bandi interessanti anche per la montagna. Riguardano alcune misure a superficie, ecco, parto male perché forse riguardano di striscio la montagna, sostanza organica nei suoli, gestione degli effluenti zootecnici, sì, riduzione dei fitofarmaci, va bene, sostegno al mantenimento della forestazione, ma poi abbiamo, che forse hanno un certo appeal, non che questi siano o meno, ma insomma, sono più nello slang, diciamo così, gli investimenti delle aziende agricole, il pacchetto giovani, per capirci, gli investimenti nella diversificazione delle aziende agricole, agriturismo, fattoria sociale, fattoria didattica, ma anche gli investimenti agroalimentari, quindi la trasformazione, l'agroindustria, molte misure di innovazione, i gruppi operativi del PEI, la fase di gestione dei gruppi operativi. Stasera vi presenteremo il bando che apriamo ora, che è per la fase invece di creazione dei gruppi operativi, di cosiddetta innovation brokering, e poi la promozione dei prodotti di qualità e la certificazione. Per la prima volta l'azienda agricola che si certifica per applicare un disciplinare di qualità. Stasera presentiamo i bandi, breve flash se volete uno spot sul futuro, invece stasera siamo sul presente. Il presente stasera vede un pacchetto di 16 milioni, diceva il consigliere. Ecco, io non sto qua a tediarvi, l'elenco lo leggete adesso, poi ogni collega dirà il titolo e vi darà anche i contenuti essenziali di questi interventi. Sono interventi significativi. Perché sono significativi? Perché, come diceva il consigliere, colgono da un lato l'innovation brokering, cioè la possibilità di individuare attorno a un fabbisogno le possibili soluzioni, concertate tra chi? L'azienda agricola o forestale, l'ente di ricerca, l'università, l'organismo di consulenza, i consulenti e chi altro ha titolo, l'agroindustria. Chi è interessato? Un tema. Sperimentare, trovare una risposta. L'altro estremo, mi permetto e vado velocissimo, è appunto un tema caratterizzante questo territorio, e cioè gli interventi per la gestione, per il mantenimento, per la resilienza, il miglioramento dei boschi. In senso lato, tutto quello che riguarda il bosco, fisico, okay, materiale, non so come dire, suolo, soprassuolo, attrezzatura, accesso, e poi Silvia ci dirà tutto il resto. Quindi non vi tolgo altro tempo,
eccolo qua, lo spot di prima, i canali social, il sito Veneto Rurale. Dico solo una cosa, sul sito Veneto Rurale, prima pagina, entrate. Io sono molto impedito su questo, quindi magari dico un po' di corbellerie, ma c'è scritto: ti interessa ricevere le notizie dello sviluppo rurale? Iscriviti alla newsletter. Cliccate, mettete l'indirizzo email, verrete aggiornati ogni mese su tutto ciò che succede da qui al 31 dicembre 2027. Grazie. Grazie al dottor Franco Contarin della direzione dell'autorità di gestione FESR, bonifica e irrigazione, perché appunto nelle sue parole avete capito un po' il tema è quello delle strategie di sviluppo e la specificità dei territori che abitiamo, nei quali voi avete scelto di investire attraverso le vostre attività, come viene valorizzata, come viene tutelata dalla Regione del Veneto attraverso delle scelte specifiche che vengono fatte. Vi ricordo ancora una volta che questo famoso complemento di 400 pagine avete una sintesi all'interno della vostra cartellina, quindi ecco, è un documento importante. E vi ricordo inoltre che tutte le slide che sono state proiettate, ho visto qualcuno che dalla platea faceva delle fotografie, li potete trovare all'interno del sito venetorurale.it. Quindi tutto quello che è stato proiettato e che avete visto, oltre alla registrazione di questa serata, lo trovate sul sito internet, e invece sul canale YouTube potete trovare i video che sono stati proiettati e tutti i numeri del PSR, quindi avete davvero tutti i riferimenti per poter far tesoro delle informazioni che vi vengono date e in qualche modo insomma elaborarle per come vi interesserà. Allora entriamo nel vivo, come già anticipato dal dottor Contarin. Buonasera dottoressa Maier, Silvia Maier, direzione uffici territoriali per il dissesto idrogeologico dell'unità operativa foreste e selvicoltura. Con lei andiamo a vedere i bandi del settore forestale. Grazie mille. Volevo innanzitutto ringraziare tutti voi per essere qua, la vostra numerosa presenza testimonia l'interesse che c'è verso questo strumento. Volevo ringraziare anche il consigliere Puppato e le sue parole che hanno evidenziato la centralità del territorio montano e del territorio bellunese in particolare nelle dinamiche che interessano questo particolare momento storico, momento di cambiamenti climatici, cambiamenti anche economici, che vedono il territorio montano veramente al centro di fenomeni anche nuovi, anche non visti almeno da questa parte delle Alpi, che mettono un po' in discussione il modo usuale di gestire la montagna, in particolare il settore forestale, la selvicoltura, e che impongono quindi di di affrontare le cose con un'ottica nuova. Un'ottica che speriamo questo strumento di complemento di sviluppo rurale possa aiutare ad attuare. Ecco, a me il compito di fare una carrellata, che sarà necessariamente molto veloce, dei 7 bandi di interventi di carattere forestale che verranno aperti con questa tornata, che doveva essere appunto per il secondo semestre 2023. Cominciamo subito col familiarizzare magari con il nuovo linguaggio, la nuova terminologia. Quindi abbiamo delle sigle. SRD sta per azioni di investimento lo 05, impianti di forestazione, imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli. Queste prime 3 azioni che declinano questo intervento sono tutte le 3 previste dal complemento per lo sviluppo rurale. Sono forse azioni che interessano poco il territorio montano, ma sono comunque aperte in questa tornata e sono interventi comunque di carattere forestale. Sono l'impianto di imboschimento naturaliforme su superficie agricola, l'impianto di arboricoltura a ciclo breve medio-lungo su superficie agricola. Ecco qua, metto subito in evidenza una questione. Il titolo dell'azione è questo, ma quello che viene aperto con questo bando è solo il ciclo medio-lungo, quindi arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, mentre non apriamo in questa tornata di bandi il ciclo breve, sostanzialmente che coincide sostanzialmente con la piapicoltura. Perché non lo apriamo? Perché è appena stato aperto un bando con dei residui dell'altro strumento che in questo periodo sta finendo la sua corsa.
prometto che non ho fatto niente, eccolo qua. E quindi è appena stato chiuso un bando dedicato al ciclo breve, alla piapicoltura, quindi continueremo ad andare avanti per questa misura con la cadenza ad anni alternati, quindi apriremo un bando sul ciclo breve quasi sicuramente il prossimo anno. Smentisco qua forse il dottor Contarin che la calendarizzazione dei bandi è fissa, perché questo diciamo, bando del prossimo anno sul ciclo breve non era previsto, ma lo faremo anche perché abbiamo introdotto questo bando dell'anno scorso con dei residui e non era calendarizzato, quindi questo ha sfasato un po' la gestione. Comunque veniamo a noi. La terza azione che vede aperto un bando in questi giorni è l'impianto di sistemi agroforestali su superficie agricola. Anche qua ci sono degli elementi di continuità e degli elementi di novità. Infatti rispetto a questa misura che era stata aperta anche gli anni scorsi abbiamo cercato di limare quelle condizioni per cui non era stata considerata appetibile, era stata considerata poco interessante. Abbiamo aggiunto anche un'ulteriore opportunità che non era stata aperta finora, che è, oltre all'impianto di sistemi agroforestali su seminativo, anche l'impianto di sistemi silvopastorali su terreni a foraggiare e a pascolo. Un altro intervento che apriamo è l'SRD 11, investimenti non produttivi forestali, con l'azione 2 che è un titolo piuttosto lungo per dire viabilità silvopastorale. Il titolo è miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'uso multifunzionale del bosco. Sostanzialmente si tratta di realizzazione, manutenzione, miglioramento di viabilità silvopastorale. SRD 12, investimenti per la prevenzione e ripristino danni alle foreste, anche qua in continuità con la precedente programmazione. Apriamo solo l'azione 2 che riguarda il ripristino del potenziale forestale danneggiato da calamità di natura biotica o abiotica. SRD 15, investimenti produttivi forestali, questo non è l'azione forse meno, che presenta meno novità, è molto più in continuità col PSR, che viene aperta con l'azione 2, ammodernamenti e miglioramenti. SR03 invece è la novità di cui ha parlato anche il dottor Contarin. A fianco della misura per l'insediamento di giovani agricoltori abbiamo introdotto da questa programmazione una misura per l'insediamento di attività imprenditoriali legate alla selvicoltura e lo facciamo con mutuando un po' l'esperienza del pacchetto, quindi avremo una domanda principale dell'intervento SRE03 corredata, come vedremo, da altri interventi, alcuni obbligatori, alcuni invece opzionali. Allora, questa presentazione doveva avvenire, come solitamente avviene, a bandi pubblicati e quindi doveva spiegare quello che magari avevate già potuto leggere ed apprezzare nel BUR e nei bandi pubblicati. So che c'è molta attesa per questi bandi e in questo momento quindi stiamo dando un po' invece un'anticipazione di quello che sarà il contenuto. I bandi sono molti e io avrò diverse slide da presentare, alcune magari forse un po' pesanti, quindi sicuramente non potrò essere esaustiva. Le slide stesse sono un estratto del bando che non è onnicomprensivo e quindi l'invito è: considerate le informazioni che vi vengono date questa sera, ma vi invito a leggere con molta attenzione i bandi quando saranno pubblicati, perché in questo assunto non si potranno dare tutti gli elementi, ma solo i più essenziali. Infatti cercherò magari di evidenziare quali sono le novità, quali sono gli elementi più determinanti, più caratterizzanti la misura. Ecco, mi preme a questo proposito sottolineare alcuni aspetti di tipo trasversale, alcune innovazioni, insomma, su cui non mi soffermerò per velocità, magari per ciascun bando, perché insomma sono similari in tutti i bandi. A riguardo i primi tre, che riguardano appunto impianti di imboschimento, che sono realizzati con specie autoctone di antico idogenato o comunque o consono all'ambiente, vi dico subito che non troverete un elenco
di specie a cui fa riferimento, come magari eravamo abituati nei bandi precedenti, perché gli elenchi, a mio avviso, rischiano di non essere esaustivi, di essere incompleti, di creare. Quindi, considerato che per ogni tipo di intervento chiediamo la presenza di un piano di investimento redatto da un tecnico qualificato e abilitato, secondo le prerogative ordinistiche vigenti, riteniamo che quali sono le specie da utilizzare siano ben note. Abbiamo messo un link di riferimento a un sito pubblico per la verifica, che è il sito Acta Plantarum, dove si possono verificare sia dal punto di vista di chi progetta che dal punto di vista di chi controlla se la specie è considerata autoctona per la nostra regione o di antico indogenato, naturalizzata, eccetera. Quindi questa è una prima novità. Altra novità di tipo tecnico è che vogliamo evolverci un po' dal punto di vista anche tecnologico e nella progettazione degli interventi che riguardano specifiche superfici, in cui nel piano degli interventi viene chiesto una cartografia. Questa cartografia viene chiesto di consegnarla non solo in formato PDF che poi finisce negli archivi e diventa di nessuna utilità, ma dove ci sono superfici di imboschimento, viabilità forestale, interventi di miglioramento boschivo, di taglio, eccetera. Abbiamo chiesto di confezionare anche un file georiferito in un formato open, è un file di tipo geopackage, di cui viene dato un kit per la compilazione. Quindi potete andare nel nostro sito, c'è il link, scaricate il kit specifico per l'intervento a bando e poi questo file di tipo GIS dovrà, una sorta di shape in formato aperto, dovrà essere allegato alla domanda, come sicuramente vi illustrerà anche Marilena Trevisin. Andrei avanti allora velocemente passando all'illustrazione delle misure e delle azioni, quindi impianti di imboschimento naturaliforme su superfici agricole. Ecco, questo è un intervento che riguarda solo le zone di pianura intese con zone Istat e sostiene l'impianto di formazioni boschive naturaliforme con finalità multiple, ambientali, paesaggistiche e socio-ricreative, al fine di creare nuove superfici forestali permanenti. Queste superfici piantate con questo intervento diventano boschi a tutti gli effetti, quindi poi soggiacciono a tutta la vincolistica relativa all'essere definiti ai sensi della norma superficie bosco. Le risorse a bando sono 200.000 euro e i termini per la presentazione delle domande sono 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR. Vedendo queste cose, queste informazioni, poi le slide le avrete, quindi sono un'anticipazione abbastanza sostanziosa dei bandi, avete forse anche una settimana in più, una decina di giorni in più rispetto alla pubblicazione. I beneficiari sono soggetti pubblici, privati, singoli, associati, proprietari o conduttori di superfici agricole. Le condizioni di ammissibilità non mi dilungo, nel senso che sono quelle usuali: disporre di idonei titoli di proprietà, aver acquisito l'atto di assenso nel caso del conduttore da parte del proprietario e avere appunto una convenzione nel caso che ci siano più proprietari che insistono sulla medesima superficie dove viene fatto l'intervento. Questi si ripeteranno un po' per tutti i bandi, quindi lo anticipo qui e poi non mi dilungo ulteriormente. Le condizioni di ammissibilità sono avere appunto il piano di investimento, di cui c'è un allegato tecnico che definisce quali sono i contenuti, come abbiamo detto redatto da un tecnico abilitato, e cosa andiamo a finanziare? Imboschimenti costituiti da popolamenti polispecifici di specie forestali, arboree, arbustive, autoctone e antico indogenato, di cui appunto vi ho parlato prima. Essendo boschi, devono corrispondere alla definizione di bosco del testo unico per le foreste e le filiere forestali, cioè avere una larghezza media non inferiore a 20 metri e una copertura arborea a piantagione affermata, chiaramente quando non metto a dimora le piantine e i semenzalini, maggiore al 20%. Per ottenere questo riteniamo che ci debba essere una densità di impianto di almeno 1200 piante d'ettaro, di cui almeno 800 di specie arborea. Il postime da mettere a dimora
deve essere non a pronto effetto, quindi il tipico postime forestale con età massima di 4 anni in pane di terra o anche da propagazione agamica. La superficie minima deve essere di almeno 1 ettaro accorpato. I criteri di selezione li vedete qua, li potete andare a verificare nella specifica delibera che credo sia già disponibile o disponibile a giorni. Comunque qui insomma sono tipologie di investimento, si dà priorità ai boschi periurbani rispetto a quelli non periurbani e cose di questo genere. Sarebbe troppo lungo soffermarsi su ognuno di essi. Ecco, quali sono gli impegni? Ovviamente realizzare e mantenere il piano degli investimenti, tenere per le specie soggette alla normativa 386 il cartellino del produttore, e in particolare volevo soffermarmi su questo. Il termine per la realizzazione dell'impianto è di 24 mesi. Vige un periodo di stabilità entro il quale non si deve distogliere l'investimento di 15 anni, ma le superfici imboschite rientrano nella definizione di bosco. Quindi questo cosa vuol dire? Che dopo l'impianto è già bosco. Se distolgo l'impianto entro il periodo di stabilità, quindi prima di 15 anni, devo restituire il contributo. Se invece tolgo l'impianto dopo i 15 anni, o anche prima, devo avere il permesso, l'autorizzazione al taglio o attuare la trasformazione di uso del suolo con la compensazione come si applica a qualsiasi altra superficie boschiva. Quindi queste due date hanno delle conseguenze diverse a livello poi di cosa succede se vengono disattese. Molto velocemente il sostegno è dato a rimborso delle spese ritenute ammissibili calcolate in base al prezzario regionale ed è un sostegno del 100%. Massimale per ettaro per le spese di impianto 12.000 euro, massimale per domanda 100.000 euro. Velocemente l'impianto di arboricoltura, abbiamo detto ciclo medio-lungo su superfici agricole, non ciclo breve, risorse a bando 300.000 euro, 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR per la presentazione delle domande. Questo si applica nelle zone non classificate montane, quindi sostanzialmente pianura e collina, non Istat, ma le zone non montane ai sensi del CSR. I beneficiari sono, come sopra, proprietari o conduttori di superficie agricola, condizioni di ammissibilità, piano dell'investimento, l'utilizzo delle specie forestali, arboree, arbustive autoctone ed inticogene o comunque adatte, nel senso che qua possono essere compresi anche cloni, piante micorrizzate e diciamo non specie classicamente autoctone o indigene, e il periodo di permanenza dell'impianto quindi deve essere superiore o uguale a 15 anni, periodo medio-lungo. Almeno 200 piante arboree ad ettaro e superficie minima di impegno di mezzo ettaro. Questi impianti, arboricoltura da legno, ai sensi della normativa forestale non rientrano nella definizione di bosco, almeno fino a che sono manutenuti e sono gestiti. Impegni: non distogliere la superficie, il cartellino 386, 24 mesi per finire, completare i lavori e presentare la domanda di saldo, 15 anni, quindi coincidenti col turno minimo, diciamo il periodo di stabilità. Sempre il rimborso delle spese ammissibili, l'aliquota di sostegno in questo caso è l'80%. Massimo spesa per impianto 10.000 euro a ettaro e le domande possono essere finanziate al massimo per 60.000 euro complessivi per domanda. Azione 3, impianto sistemi agroforestali su superfici agricole. Allora, qua ho anticipato, attiviamo sia una convivenza di specie arboree e forestali con seminativi, sistemi silvorabili, sia una convivenza di specie forestali su superficie pascoliva o foraggera, quindi sistemi silvopastorali. Le risorse a bando sono 200.000 euro,
sempre 90 giorni dalla data di pubblicazione per la presentazione delle domande. Questa si applica all'intero territorio regionale, in quanto anche nelle zone montane potrebbe esserci l'interesse a adottare un sistema, ad esempio, silvo-arabile. Beneficiari, proprietari o conduttori di superfici agricole. La permanenza in questo caso, e questo è un vincolo in meno rispetto alla precedente programmazione, è la permanenza dell'impianto per un periodo non superiore, minimo, diciamo, 8 anni, il che include, diciamo, il pioppo come specie papabile per questo tipo di impianti. Questo, da quanto abbiamo rilevato, potrebbe renderlo ben più interessante che in passato. Le specie sono sostanzialmente le medesime, la componente arborea non deve avere una densità che sta tra i 50 e i 150 piante arboree, proprio per permettere, molto rada, per permettere la convivenza con la coltura agraria o foraggera. E possono essere piantati come si vuole, in gruppi sparsi, con sesti di spianto regolari, a filari, proprio per lasciare libertà di attuazione di questa misura. Un ettaro accorpato, la superficie minima, ettaro che non è della superficie dove insistono gli alberi, ma è la superficie agricola. Interessante in questo caso sapere che questa è considerata superficie agricola, quindi convive con i premi a seminativo. La forma del sostegno è sempre rimborso delle spese ammissibili, l'80% l'aliquota di sostegno. Per i sistemi silvorabili ho un limite di 5.000 euro all'ettaro per l'impianto, per i silvopastorali 4.000 euro all'ettaro per i pianti, massimo per domanda 60.000 euro. Qui sono appunto, queste 3 azioni sono classificate nell'intervento di investimento. A differenza del precedente periodo di programmazione, in questi bandi non trovate le misure a premio, che attiveremo con bandi specifici a partire da quando saranno fatti gli impianti. Se volete conoscere quali sono le forme di aiuto, anche la consistenza, i premi massimali erogati, andateli a vedere comunque nel CSR dove sono indicati. Quindi con questa misura si finanzia solo l'impianto, una nuova domanda sull'azione SRA 28 per invece il premio di manutenzione eventualmente mancati dai redditi per gli impianti che ne hanno diritto. Allora veniamo poi alle misure invece più di carattere forestale, quindi cominciamo dalla viabilità forestale, miglioramento e realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'uso multifunzionale del bosco. Titolo complesso per dire che questa azione è inserita tra gli interventi non produttivi forestali e quindi la struttura viene vista come a servizio della multifunzionalità del bosco e deve essere lasciata ad uso collettivo e pubblico, sia per migliorare l'accesso per interventi di difesa idrogeologica, antincendio boschivo, anche gestionali ovviamente, che forse è la cosa che interessa di più, ma anche a una libera fruizione del bosco. Le risorse a bando cominciano a essere interessanti, sono 5.600.000 euro, di cui, qua si comincia a intravedere qualcosa del pacchetto insediamento della selvicoltura, di cui 1.400.000 euro sono riservate agli investimenti attivati all'interno del pacchetto. Cosa vuol dire questo? Che questi 1.400.000 vengono lasciati lì anche se no? Significa che siccome queste domande sono complementari al pacchetto, qualora fossero interessate da una domanda di pacchetto, sono dedicate a quello. Se non vengono consumati nel pacchetto insediamento, ovviamente ritornano disponibili nella graduatoria generale. Quindi un po' una riserva per poter alimentare il pacchetto per le nuove imprese che vogliono insediarsi. Qui la scadenza del bando è a 120 giorni, proprio perché è una misura è un'azione più impegnativa e la fase di progettazione e soprattutto dell'acquisizione dell'autorizzazione sappiamo che è più impegnativa, più demanding. Allora che qua proprietari o conduttori di aree forestali, ma anche soggetti e loro associazioni individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione dell'iniziativa, quelle che
si usano chiamare le cordate, no? C'è un capofila che viene individuato, delegato per una serie di soggetti, perché sappiamo che la viabilità forestale in genere attraversa diverse proprietà. Sulle condizioni di ammissibilità non ci sono grossissime novità. Ricordo che le unioni montane, in continuità con i precedenti bandi, devono essere dotate di una documentazione concessoria in base alla quale risulti che l'unione montana è l'unica responsabile delle superfici oggetto di investimenti proposti fino alla scadenza almeno del periodo di stabilità delle operazioni, che in questo caso è 5 anni. E una clausola, appunto, nel caso questa domanda riguardi un pacchetto insediamento, il beneficiario deve corrispondere anche ai requisiti previsti per i beneficiari del nuovo insediamento. Allora, cosa andiamo a finanziare? Andiamo a finanziare sostanzialmente nuova realizzazione di viabilità, miglioramento o manutenzione straordinaria, non la manutenzione ordinaria, di viabilità esistente, e quelle opere accessorie che non sono lineari ma sono, le abbiamo chiamate opere puntuali, che possono essere piazzole di scambio, piazzole di imposto, eccetera, che siano però funzionalmente connessi a uno degli altri due interventi, quindi nuova viabilità o miglioramento della viabilità esistente. Una novità è che l'investimento deve rispondere ai requisiti del cosiddetto decreto viabilità, c'è un nuovo decreto ministeriale che dà delle indicazioni, linee guida, delle prescrizioni. Andatelo a vedere un estratto di cosa dice questo decreto, che definisce viabilità principale, secondaria, raggi di curvatura, percentuali possibili di asfaltatura, eccetera. È una sintesi riportata nel bando, e per avere i finanziamenti bisogna rispondere a questo corrispondere a questo decreto. Ho già detto che bisogna garantire come impegno la funzionalità dell'opera, ma anche un accesso a un uso pubblico gratuito, e i termini per la realizzazione degli interventi sono di 24 mesi. Aliquote di sostegno più interessante di quanto era nel precedente periodo di programmazione è dell'80%. Spesa minima ammissibile per la domanda di aiuto 5.000 euro, 500.000 euro spesa massima ammissibile. Dottoressa, mi perdoni, le ricordo che abbiamo ancora una decina di minuti. Ancora 3 scarsi. bandi, ma faccio Grazie. velocissima. Ripristino del potenziale forestale danneggiato, qui si va in continuità in quelli che sono stati i bandi degli ultimi 2 anni, in particolare, che hanno visto in particolare diverse domande per il problema del bostrico. Quindi riguarda la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, sia dal punto di vista dell'eliminazione dei potenziali rischi dell'incolumità pubblica, infrastrutture, compresi taglio e allestimento del bosco, la ricostituzione o restauro del potenziale ecologico forestale danneggiato, messa in sicurezza e ripristino di versanti interessati da valaghe, frari, smottamenti, eccetera, e qualora questi fenomeni colpiscano anche tratti di viabilità, può essere anche interessato al ripristino della viabilità forestale. 2.200.000 euro a bando, di cui 800.000 riservate nell'eventualità che questa misura facoltativa venga inserita nel pacchetto giovani. 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR per la presentazione delle domande. Beneficiari, proprietari o conduttori di aree forestali o soggetti individuati o delegati dai titolari, anche qua come per la misura sulle viabilità. Sulle condizioni di ammissibilità dei beneficiari vado avanti perché non ci sono sostanziali differenze. Volevo soffermarmi un attimo sulle condizioni di ammissibilità delle operazioni. Qua abbiamo cercato di introdurre anche una semplificazione rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda le domande di intervento sulle aree bostricate. Voi sapete che deve essere fatta una dichiarazione da parte dell'autorità preposta della data del disturbo, con la prescrizione che la calamità non deve essere successa
più di 5 anni antecedenti il termine per la presentazione delle domande. Nel caso del bostrico c'è una semplificazione nel caso che questa dichiarazione non è necessaria perché si fa riferimento ai dati pubblicati per il monitoraggio del bostrico ai sensi della DGR 833/2022 che definisce una serie di azioni di contrasto tra cui la messa a disposizione di cartografie delle zone colpite e anche dei nuovi nuclei, quindi se l'area è presente in queste aree già cartografate non serve la dichiarazione è data per assodata e il danno riferito al bostrico è considerato di per sé 100%, quindi non è necessario neanche il sopralluogo per andare a verificare qual è la percentuale che sia superiore al 20% prescritta per le altre condizioni. Frane, smottamenti, eccetera, devono essere in bosco, possono interessare parzialmente anche aree non boscate, ma la prevalenza deve essere dentro l'area forestale, comunque queste altre aree devono essere contigue all'area forestale. Termine per la conclusione delle operazioni 24 mesi, ma nel caso di domande che riguardano il bostrico questo termine è accorciato a 12 mesi, proprio perché per la tempestività che questo tipo di interventi dovrebbe comportare. Il sostegno al 100%, spesa minima ammissibile 10.000 euro, spesa massima ammissibile per domanda 100.000 euro. Andiamo avanti molto velocemente. Investimenti produttivi forestali non ci sono sostanziali novità, sempre ammodernamento del parco macchine, delle attrezzature, miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi, innovazione tecnica e gestionale per l'ottimazione dei processi e anche il collocamento sul mercato e anche ammodernamento, riconversione e acquisizione di immobili e infrastruttura. 4 milioni di euro, di cui 1 milione di euro riservato al pacchetto nuove imprese per la silvicoltura, 90 giorni per la presentazione delle domande. Non grossissime novità, il codice Ateco dei beneficiari deve essere 02, non 023 raccolti prodotti, ma 02 diciamo utilizzazioni forestali e silvicoltura, e Ateco 16 per attività che siano compatibili con il bando. Sede legale in Veneto, insomma non ci sono, mi sembra, grosse segnalazioni da fare, sostanzialmente si va abbastanza in continuità con quello che è stato. C'è una definizione diversa, c'è una definizione di cosa si intende per trasformazione. Questo bando intercetta solo la prima trasformazione, quindi le lavorazioni precedenti alla trasformazione industriale. Rispetto al precedente bando una novità che i metri cubi massimi lavorabili dagli impianti di trasformazione, quindi dalle segherie, non sono più 5.000 ma sono 20.000. Non è un grosso, non risolve tutti i problemi, ma diciamo che in qualche maniera va incontro a qualche esigenza. 18 mesi come scadenza per l'acquisto di mezzi e macchinari, 24 mesi per la realizzazione invece delle opere, la stabilità anche differenziata. Aliquote di sostegno 50%, 5.000 euro spesa minima per domanda, 500.000 euro spesa massima per domanda. E veniamo all'ultimo, cerco di restare abbastanza nei tempi, questo avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura, quindi si vuole dare al pari di una misura che ha avuto molto successo in agricoltura, quindi dare delle opportunità per nuove imprese che si vogliano cimentare in questo settore. Non è una misura, un intervento rivolto ai giovani, ma a nuovi insediamenti in generale, ed è un intervento che viene attivato analogamente all'esperienza dell'agricoltura in modalità a pacchetto, quindi un premio forfettario per l'adesione alla misura che deve essere però obbligatoriamente accompagnato da alcuni altri interventi. Le risorse dedicate a questo primo bando sono 320.000 euro e ci saranno 90 giorni dalla data di pubblicazione per presentare domanda. Allora, i beneficiari possono essere sostanzialmente di chi intende insediarsi a brevissimo o chi si è già insediato con Ateco principale 02 o 16 entro 24 mesi dalla
dalla presentazione della domanda. Come dicevo, non è rivolta esclusivamente ai giovani, minimo 18 anni, massimo 60 anni, ovviamente non pensionati, e l'avvio per poter permettere l'attivazione del pacchetto deve avvenire, attenzione, prima della presentazione della domanda. Quindi se qualcuno non si fosse già insediato, per accedere deve insediarsi almeno qualche giorno prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Si tratta di una prima esperienza, speriamo possa essere colta, siamo anche curiosi di vedere qual è il cosiddetto tiraggio della misura, quanto interesse c'è per anche aggiustare il tiro, visto appunto che si tratta di una prima esperienza. Nel caso ci siano un insediamento in un quadro societario, il premio acquisibile dalla nuova impresa è comunque uno, nel senso ci sono 2 soci, non ci sono 2 premi ma uno solo. Velocemente, allora, quali sono gli interventi del pacchetto? Obbligatoriamente, ovviamente, l'intervento avvio di nuove imprese è accompagnato almeno obbligatoriamente da un investimento produttivo forestale, quindi della misura ammodernamenti e miglioramenti che apre con la stessa gruppo di bandi. Interventi facoltativi, anche i 2 interventi di questo stesso gruppo di bandi possono essere uno riguardante la viabilità forestale, forse per una nuova impresa non è come primo approccio è un po' impattante, ma è un'opportunità che si vuole offrire, oppure il ripristino del potenziale forestale danneggiato, sempre bando che apre in questi stessi giorni. Il piano aziendale diventa cruciale, nel senso che definisce il progetto di azienda, il progetto di attività di insediamento di questo nuovo imprenditore e infatti gli impegni riguardano soprattutto la realizzazione di questo piano aziendale che deve iniziare entro 9 mesi dal decreto di concessione, diciamo, dell'aiuto e concludersi entro 3 anni, entro 36 mesi. Nel corso di questo periodo, oltre allo sviluppo del piano aziendale come definito e alla realizzazione degli interventi accessori che si sono attivati nel pacchetto, deve essere garantita la fruizione di almeno un'azione di consulenza o di formazione attenente alla materia forestale, in modo da accompagnare che questa nuova impresa a formarsi in maniera completa, sia in materia forestale o nel settore della sicurezza, che è comunque critico per il settore. L'impegno è anche di condurre l'impresa per un periodo di almeno 5 anni dalla data del pagamento del saldo, quindi non è un'impresa che nasce, prende il contributo e poi muore, ma si impegna a continuare. Vi ho anticipato che si tratta di una forma forfettaria di contributo, sono 40.000 euro, al pari del contributo che viene dato alle aziende agricole, viene erogato in un'unica soluzione in forma di anticipo garantito da fideiussione. Ovviamente poi per gli altri interventi ci saranno le modalità caratteristiche dell'intervento. Io ho sforato forse di 5 minuti. 5 minuti. Vi ringrazio per la pazienza, il materiale, tanto comunque tutte le slide le avete, quindi potete anche guardarvele con tutta calma. Grazie alla dottoressa Silvia Maia della Direzione Uffici Territoriali. Invece intanto vedo che si avvicina al palco, buongiorno, Alberto Zanol della Direzione Agroalimentare per il prossimo intervento. Buongiorno. Buongiorno, allora le coordinate con Silvia Maier di questi 7 bandi, coordinate, e ricordo che tutte le slide che avete visto poi le troverete ovviamente sul sito Veneto Rurale, attenzione, saranno pubblicate a partire da lunedì, insomma dateci il tempo di elaborarle e inserirle all'interno del sito. Ricordo inoltre che tutti i bandi verranno pubblicati nelle prossime settimane e poi ad agosto sarà dato avvio ad una campagna pubblicitaria proprio per diffondere il più possibile, insomma, le notizie e tutte le informazioni che servono poi per potervi aderire. Allora, siamo al prossimo intervento, i bandi per la cooperazione per lo sviluppo rurale e il bando per la conservazione dell'agrobiodiversità con il dottor Alberto Zanol. Grazie e buonasera a tutti. Allora, io vi parlerò di 2 misure
appartenenti al gruppo cosiddetto SRG, che sono le misure legate alle attività che prevedono comunque la costituzione di gruppi di soggetti interessati a quelle che sono le attività funzionali all'intervento e quindi evidentemente al finanziamento, e quindi presuppongono che nel momento in cui si presenti la domanda ci sia un gruppo o comunque dei soggetti che sono intenzionati a costituire un gruppo che diventerà poi il beneficiario degli aiuti e anche il responsabile evidentemente dell'esecuzione delle attività. Allora, gruppi operativi PayAgri, Innovation Brokering, è una misura che viene ripetuta, è già conosciuta perché era stata attivata nelle precedenti programmazioni, anche con un certo grado di successo, e la funzione, come sapete, è quella di raccogliere soggetti e coagulare soggetti per fare in modo di avere una definizione di quello che potrebbe essere un rischio, un pericolo, ovvero un'opportunità, per fare in modo di definire quelli che potrebbero essere linee di sviluppo per superare il rischio e il pericolo, ovvero cogliere l'opportunità da parte appunto di questi soggetti a favore ovviamente poi alla fine della collettività produttiva. Quindi attenzione, perché non si tratta di un finanziamento legato alle attività di ricerca e di sperimentazione, o meglio di sperimentazione, perché quelli saranno oggetto di finanziamento specifico nell'altro tipo di intervento legato sempre a questo tipo di azioni dei PayAgri, ma si tratta della fase preliminare. Le risorse a bando per questo bando, vedete, sono in totale 1 milione, ma sono state, io le ho riportate qui nella tabella, sono state distribuite per obiettivi specifici a cui deve fare riferimento evidentemente il gruppo, la richiesta di finanziamento legata al costituendo gruppo, e che deve essere evidentemente evidenziata a livello, poi vediamo, di piano. La scadenza del bando è a 90 giorni dalla data di pubblicazione del BUR. Qui faccio una precisazione assolutamente importante, perché la data di scadenza, diciamo così, delle attività, quindi la data entro cui devono essere chiuse queste attività, sono 12 mesi dalla data di finanziamento, che avverrà solamente dopo la chiusura del bando e l'istruttoria da parte dei colleghi dell'Agenzia Vendita per i pagamenti. Ricordo che chi ha intenzione comunque di attivare interventi che sono legati ai gruppi PayAgri, ma ha già in mente quella che è e può essere evidentemente l'idea innovativa. 2, ha già colto evidentemente anche l'eventuale partenariato che va a costituire, dovrebbe andare a costituire il gruppo PayAgri, che è funzionale diciamo così, a cogliere questa idea. 3, ha già in mente una definizione di quello che è il programma di attività. Allora, non partecipi a questo bando, ma partecipi al bando che ci sarà alla fine dell'anno, dove invece verranno finanziati effettivamente i gruppi PayAgri nel vero senso della parola, e dove ci sarà chiaramente una maggiore disponibilità finanziaria e una maggiore anche disponibilità di risorse ai fini dell'aiuto. Quindi questo è funzionale all'aggregazione. I beneficiari sono coloro che poi si aggregano per partecipare evidentemente a questo bando, quindi coloro che costituiscono il gruppo di innovazione e che, come vedete, hanno determinate condizioni di ammissibilità. È chiaro che il gruppo di innovazione rispetto all'amministrazione pubblica deve avere un suo rappresentante, diciamo così, o comunque un soggetto a cui è stata delegata diciamo così, la volontà di effettuare la presentazione della domanda e quindi la gestione evidentemente di tutte quelle che sono le attività conseguenti. Però alla fine i beneficiari sono i singoli soggetti che partecipano al gruppo, perché sono direttamente responsabili e anche direttamente diciamo così,
possono direttamente ottenere quelli che sono il contributo e i benefici rispetto alle spese ammissibili che gli sono stati accordati per ciascuno. La condizione sostanziale da ricordare, e comunque era già stata presente nelle precedenti programmazioni, è che ovviamente il gruppo che presenta la domanda deve essere costituito almeno da 2 soggetti, appartenenti alle diverse categorie che vedete indicate sopra. Le categorie sono le più disparate, perché è lasciata libera evidentemente quella che è l'iniziativa per fare in modo di aggregare quelle che sono le conoscenze migliori rispetto a quello che è il tema da trattare, ma l'importante è che ci sia almeno una azienda agricola o comunque un'azienda forestale che partecipi a questa prima fase, a questa prima domanda. Perché ovviamente, come sappiamo, è fondamentale rispetto a quella che è l'azione di trasmissione e all'azione di effettività rispetto a quelli che è diciamo così, i contenuti dell'ipotesi. Devono essere presentato un progetto di innovation brokering dove viene illustrato quello che si vuole fare, illustrati quelli che sono i soggetti che intendono partecipare e le responsabilità di ciascuno, e dopodiché come vedete sono elencati in maniera molto semplice, nel bando sono specificati meglio quelli che sono poi gli eventuali costi che possono essere considerati ammissibili. I criteri di selezione sono riferiti alla qualità del partenariato, ai contributi dell'idea innovativa rispetto al raggiungimento degli obiettivi della PAC 2030, alla chiarezza espositiva e quindi poi anche all'adeguatezza e alla coerenza delle spese rispetto a quelle che sono le attività che il gruppo vuole andare a svolgere. C'è anche una valutazione sulla qualità della comunicazione, perché una cosa fondamentale di questa prima fase è quella di fare in modo di rendere partecipi la più grande base possibile di quelle che sono le volontà del gruppo rispetto a quello che è il tema, per fare in modo di raccogliere la maggiore adesione possibile a un'eventuale poi prosecuzione del gruppo stesso all'interno evidentemente del progetto PEI-Agri. Ovvio, non stiamo parlando delle domande che dovranno essere presentate o potranno essere presentate alla fine di quest'anno, saranno le domande che potranno essere presentate nel corso del successivo bando legato ai PEI-Agri che si svolgerà fra 2 anni. Gli impegni, è chiaro, a parte quello di costituire il gruppo una volta che effettivamente la domanda è stata presentata ed è stata approvata. Noi non chiediamo di costituire immediatamente il gruppo, chiediamo solamente di dare mandato a un soggetto di rappresentatività a presentare la domanda. E poi evidentemente tutte quelle che sono le attività funzionali a garantire la verifica e la buona efficacia di quella che è l'azione del gruppo stesso. Il sostegno massimo ammissibile di 50.000 euro con un contributo pari al 100% delle spese che saranno ritenute ammissibili a livello ovviamente di istruttoria. Biodiversità agraria e azione legata alla cooperazione per la sostenibilità ambientale, e quindi la costituzione di un gruppo di cooperazione funzionale però a svolgere l'azione di accompagnamento rispetto ai progetti di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e agroalimentari sostenuti un'altra specifica misura che è la SRA 16 e che fa riferimento, importante ricordarlo, non agli agricoltori custodi, ovvero agli agricoltori, diciamo così, che custodiscono appunto sia la biodiversità di carattere animale ma anche di carattere vegetale, che hanno una loro specifica azione di aiuto come pagamento annuale. Ma quello tipo di azione invece che fa parte della rete di conservazione dell'agrobiodiversità attraverso le banche del germoplasma e che sono gestiti e realizzati dagli enti pubblici. E questi enti pubblici dovranno essere necessariamente i partner dei gruppi di cooperazione che possono aderire evidentemente a questa misura. Le risorse a bando sono 500.000 euro e la scadenza è a 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR. Il periodo di impegno rispetto evidentemente a questa attività è di 5 anni,
perché ovviamente, essendo un'azione di accompagnamento rispetto a un sistema che già esiste e che è comunque finanziato all'interno del programma del complemento di sviluppo rurale, la funzione deve essere una funzione unica, quindi un'azione unica rispetto a tutto il periodo. È per quello che sono stati indicati evidentemente i 5 anni di, diciamo così, di mantenimento dell'azione. Ecco, quindi come dicevo prima, i beneficiari sono gli enti pubblici partecipanti all'intervento. Una condizione particolare da questo punto di vista è che il gruppo che si viene a costituire deve essere comunque coordinato da Veneto Agricoltura, in quanto ente strumentale dell'amministrazione regionale, funzionalmente appunto alla conservazione e al mantenimento dell'agrobiodiversità. E quindi è essenziale che il gruppo si venga a costituire nell'ambito evidentemente di quei soggetti che appartengono alla rete e che abbia come coordinatore Veneto Agricoltura. Qui ovviamente, come qualsiasi altro tipo di rapporto, dovrà dotarsi dei regolamenti con modalità di gestione e quindi ruoli e responsabilità, e quindi conseguentemente quello che si andrà a costituire sarà poi costituito una volta che viene approvato, perché anche qui ci sarà il mandato a Veneto Agricoltura di presentare domanda. Dopodiché, una volta approvato il gruppo, dovrà essere costituito in forma, con le forme previste evidentemente da quello che è il codice civile. Anche qui dovrà essere presentato un progetto. Anche qui il progetto dovrà spiegare che cosa dovrà essere fatto, come verrà fatto, come verranno effettuate le attività di monitoraggio e quali sono le spese, gli interventi e le azioni che fanno parte della SRA 20 e che quindi rientrano all'interno del progetto come situazione che è oggetto dell'accompagnamento. Ci sono i criteri di selezione, qui li vedete. Allora, ovviamente quello che si presuppone è che, essendo evidentemente coordinato da Veneto Agricoltura ed essendo un unico sistema, che è il sistema della rete dell'agrobiodiversità, è chiaro che l'ottimale, quello che ci si aspetta, è che comunque ci sia la presentazione di una sola domanda che riesca a collegare tutti quelli che sono i soggetti legati a questa rete. Termino con quest'ultima diapositiva che va solo a elencare quelli che sono gli impegni, non tanto per dirli in maniera specifica, ma per far vedere come la cosa fondamentale anche qui è quella di garantire che il gruppo svolga le sue attività e sia in grado di avere una capacità di monitoraggio, da una parte di monitoraggio di quelle che sono le attività e quindi lo stato d'avanzamento del programma, dall'altra parte quelle che sono le necessarie attività di divulgazione e di informazione rispetto a quelli che sono i risultati che il gruppo stesso riesce ad acquisire, sia rispetto diciamo così, alla platea degli agricoltori, ma anche dei cittadini, sia rispetto a quelle che sono il popolamento delle diverse banche dati che fanno riferimento evidentemente al germoplasma e alla biodiversità, e che consente evidentemente a questo gruppo di essere integrato in quelli che sono sia le reti nazionali sia le reti europee legate a questo tema. Deve a questo riguardo, proprio per verificare da parte dell'amministrazione la bontà del suo lavoro, dovrà presentare una relazione annua ogni fine di febbraio per garantire evidentemente che quello che viene fatto e quello che viene speso sia speso e fatto nel miglior modo possibile. Il contributo della spesa ammissibile è al 100% rispetto evidentemente a quella che è chiaramente la spesa ammissibile dopo l'istruttoria da parte dei colleghi. Con questo io ho finito e lascio il microfono. Grazie. Grazie al dottor Zanolle della direzione agroalimentare. Io colgo l'occasione anche per ricordarvi che esiste una newsletter che conta più di 4.000 iscritti e che vi dà le informazioni mese per mese, insomma tutte le informazioni utili a livello nazionale ma anche a livello europeo. Siamo ai consigli
utili alle indicazioni. E passo la parola ad AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti. Per Belluno e Treviso c'è Marilena Trevisin, dirigente responsabile dello sportello unico agricolo interprovinciale. Grazie dottoressa. Grazie a lei. Buonasera anche da parte mia, siamo alla fase finale quasi, ci siamo. Per quanto riguarda la presentazione delle domande di aiuto in adesione a questi nuovi bandi e la gestione della raccolta che ne deriva, come AVEPA in questo contesto possiamo dare delle indicazioni di massima, richiamare dei punti di attenzione, ma soprattutto facendo tesoro dell'esperienza che già abbiamo acquisito e maturato fino ad oggi per questa gestione. Allora, innanzitutto, eccoci qua, la fase della raccolta delle domande di aiuto la trovate già ben descritta negli indirizzi procedurali generali che sono stati approvati con la delibera che ha ricordato anche il dottor Contarini, la delibera 687 dello scorso mese di giugno. Le domande saranno domande informatizzate e i moduli saranno resi disponibili successivamente alla pubblicazione dei bandi in un applicativo che stiamo già utilizzando e che chi ha già operato quindi conosce, che è PSR Domande. E una prima regola che è confermata rispetto a quelli che sono stati anche gli indirizzi procedurali della passata programmazione è che per ciascun intervento, azione, quindi in sostanza per ciascuna graduatoria, il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di aiuto. Un adempimento propedeutico importante alla presentazione della domanda di aiuto è la costituzione, l'aggiornamento, la validazione del fascicolo aziendale informatizzato. Infatti solamente sulla base di un fascicolo aziendale validato potrà essere compilata la domanda e di conseguenza presentata. Che cos'è il fascicolo aziendale? Credo che ormai lo sappiamo tutti, è un contenitore sostanzialmente di dati di varia natura, riconducibile al soggetto che ne è titolare, quindi dati di natura soggettiva come i dati anagrafici fiscali, piuttosto che afferenti alla consistenza aziendale del soggetto, insomma, di cui stiamo parlando, quindi dati che fanno riferimento a fabbricati, macchine, superfici, titoli di conduzione, eccetera. Per l'aggiornamento di questi dati è necessario rivolgersi al gestore autorizzato del fascicolo aziendale. AVEPA a questo fine ha in essere una delega con i centri autorizzati di assistenza agricola e solo in minima parte, ma minimissima parte, alcuni soggetti scelgono di gestire il fascicolo presso lo sportello provinciale di AVEPA. Minimissima parte, poco più del 2% della totalità dei fascicoli che al 31/12/2022 in AVEPA sono gestiti 115.000 e passa fascicoli aziendali. C'è un importante collegamento tra il fascicolo validato e la domanda di aiuto, perché una parte di dati sono precompilati proprio dal fascicolo aziendale. E quindi già qui vi ho segnalato che è importante che il fascicolo sia validato con congruo anticipo, perché poi rispetto a questi bandi di cui si è parlato questa sera, la predisposizione dei progetti e di conseguenza poi la presentazione della domanda richiede dei tempi, credo, importanti e significativi. Quindi portiamoci avanti dove possiamo. Intanto validiamo il fascicolo e preoccupiamoci che sia adeguatamente aggiornato. I dati precompilati dal fascicolo riguardano dati anagrafici fiscali, le superfici, se sono superfici in conduzione o comunque si afferiscono al tipo di intervento per cui la domanda è presentata. Altri dati devono essere inseriti direttamente in domanda, quindi la tipologia di intervento, piuttosto che l'importo della spesa e alcune altre informazioni essenziali contenute in allegati. Parliamo di superfici, quindi ne ho citato uno che è anche così, diciamo, una novità all'interno dei bandi delle misure forestali. Dovrà essere allegato un file nel formato previsto GeoPackage che definisce l'area di intervento, quindi la superficie oggetto di investimento, in modo georeferito. Entro il termine di scadenza del bando, qualora la domanda presentata, insomma il richiedente o il suo tecnico di fiducia si accorga che contiene un qualche errore, la potrà ripresentare, può presentare una nuova domanda che va ad annullare e a sostituire la prima che è stata presentata.
Il collegamento tra fascicolo aziendale e domanda di aiuto è particolarmente significativo per quelle domande riferite a interventi e azioni che si basano su superfici. Non a caso ho segnalato in questa slide riferimento agli impianti di forestazione e agli imboschimenti. Perché? Perché prevedono appunto una superficie oggetto di investimento, superficie che, se la domanda sarà finanziata e quindi entra in posizione utile in graduatoria, è una superficie rispetto alla quale devono essere mantenuti, no, gli impegni di cui ci diceva la dottoressa Maier per un periodo più o meno lungo, nel senso che quella superficie con quella destinazione e con quella consistenza non può essere distolta, perché le conseguenze ovviamente sono la decadenza, riduzioni, quello che sarà quando avremo la delibera anche che ci dirà quali sono le regole per questo nuovo periodo di programmazione. Nel fascicolo le superfici sono dichiarate in modalità grafica. Sono dichiarate in modalità grafica perché questa modalità ci consente e agevola le verifiche di compatibilità con quello che è il sistema GIS che è presente nei sistemi di AVEPA, su cui noi andiamo a lavorare e a fare le nostre verifiche istruttorie. Quest'anno è stato introdotto un elemento di semplificazione importante, il nuovo piano grafico, il nuovo piano culturale grafico, consente di, laddove la cultura e la consistenza territoriale restino costanti nel tempo, non necessita in sostanza di una nuova dichiarazione grafica. Quindi questo per dire che una volta effettuato il piano culturale grafico, fermi restando questi due fattori, negli anni successivi non è necessaria una nuova dichiarazione. Molto rapidamente l'applicativo, ma giusto per informazione perché sappiate anche l'evoluzione che c'è sotto questo profilo di gestione delle superfici. Come vi dicevo, c'è un nuovo piano grafico culturale con questo elemento di semplificazione, un nuovo applicativo per la sua gestione che appunto prevede la possibilità di questa gestione del piano culturale in continuo. Quindi ribadisco, la cosa importante è che ferme i due fattori cultura e consistenza territoriale, una volta fatta la dichiarazione, questa si mantiene negli anni successivi. Tra parentesi, molto rapidamente, siamo passati da un concetto di particella catastale a un concetto di nuova parcella di riferimento. Quindi la nuova parcella di riferimento non è altro che il disegno, il poligono dell'uso del suolo omogeneo, e l'insieme poi di questi poligoni con le relative culture va a costituire, a definire quelli che sono gli appezzamenti culturali di un'azienda. Chiudo. Punti principali di attenzione per la presentazione delle domande di aiuto. Ho messo per primo il termine ultimo per presentare la domanda. Può sembrare banale, però statisticamente di anno in anno e bando per bando è emerso che le domande presentate l'ultimo giorno, per non dire le ultime ore di apertura del modulo informatico, hanno un rischio di non andare a buon fine più elevato di quelle presentate in precedenza. Vuoi perché magari la domanda che viene allegata non è validamente sottoscritta, vuoi perché nel caricamento della domanda stessa piuttosto che degli allegati salta un documento essenziale. Stasera abbiamo parlato di piani di investimento, di progetti, di piani aziendali. Questo è il documento essenziale per eccellenza in queste misure di cui stiamo parlando stasera. Quindi attenzione ai tempi, fascicolo aggiornato per tempo e evitare di arrivare all'ultimo giorno di scadenza del bando per presentare le domande. Per presentare le domande direi che il 99,9%, ma forse anche il 100%, i richiedenti si avvalgono di tecnici di fiducia. I tecnici di fiducia, liberi professionisti, afferenti alle organizzazioni professionali, insomma quello che è, devono essere delegati, quindi devono avere una delega alla compilazione e alla presentazione informatica della domanda. Però attenzione, la delega alla compilazione non è una delega che consente di firmare la domanda. La domanda deve essere validamente sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante dell'ente che è titolare appunto della domanda. Perché? Perché solo costoro si assumono gli impegni correlati al bando a cui aderiscono. Altro aspetto, anche questo che potrebbe sembrare così scontato, è la presenza del punteggio minimo. La verifica della sussistenza di criteri di selezione e quindi delle priorità che per quel determinato soggetto consentono di raggiungere il punteggio minimo non è
un aspetto da verificare alla fine del processo o a metà del processo, va verificato all'inizio perché è tranchant, nel senso che se non c'è il punteggio minimo non andiamo da nessuna parte, quella domanda non ha speranza di essere finanziata. L'altro aspetto riguarda appunto i documenti essenziali, non basta caricare la domanda nell'applicativo PSR domande, ma insieme alla domanda ci vanno i documenti essenziali in quel momento. Ne cito uno per tutti: il piano di investimento se parliamo di misure forestali, i progetti se parliamo delle misure immateriali, le varie SR16, adesso impareremo anche a usare questi nuovi codici per essere più veloci, no? nelle disquisizioni, oppure piano aziendale nell'SR03. Questi documenti devono essere allegati in quel momento, non possono pervenire successivamente alla presentazione della domanda. Anche qui attenzione, perché non c'è futuro poi per un esito positivo dell'istruttoria. Caricamento in applicativo dei file corretti, anche qua sembra scontato ma non lo è, perché a volte è capitato di trovarci una domanda che non c'entra niente con la posizione di quel soggetto identificato con quel QA che sta presentando quella domanda. Oppure non vengono caricati, ci si dimentica oppure si fanno degli errori. Per questo dico attenzione al termine ultimo, perché se di questo errore ti accorgi mentre i termini sono aperti, la domanda si può fare di nuovo e annulla e sostituisce la precedente. Andando avanti su altri punti di attenzione così principali, un altro riguarda i requisiti della spesa richiesta per il progetto che si intende presentare. Allora, la spesa richiesta, e anche qui sono le regole che già conosciamo perché stanno negli indirizzi procedurali in generale, quindi valgono per questi bandi, ma valgono anche per quelli che sono in corso adesso, per i prossimi che ci saranno e via dicendo. La spesa richiesta deve essere innanzitutto in diretta relazione con il progetto che viene presentato, anche qua pertinente e necessaria, quindi pertinente ma anche necessaria, che sono due significati credo molto diversi e distinti, e deve rispondere ai principi di economicità, di efficienza dei costi, avuto anche riguardo a quella che è la realtà del soggetto che presenta la domanda. La spesa deve essere una spesa congrua. Congrua cosa vuol dire? Vuol dire che deve corrispondere a quelli che sono i prezzi di mercato. I bandi e gli indirizzi procedurali ci aiutano in questo senso, perché laddove è possibile presentare dei computi metrici ci sarà il riferimento al preziario che può essere utilizzato e va utilizzato quel preziario. Laddove non c'è un computo metrico oppure nel preziario non c'è una voce che è indispensabile per realizzare il progetto, occorre un'indagine di mercato. L'indagine di mercato è la solita regola che da anni ormai ci ripetiamo dei 3 preventivi, quindi occorre presentare delle offerte di fornitori che siano tra loro indipendenti, offerte che devono essere tra loro confrontabili, in modo tale da consentirci di fare questa verifica di congruità. Ultimo, ma non per importanza, la qualità dei progetti che vengono presentati. Una buona progettualità iniziale diciamo che riduce il rischio riduce il rischio in corso di realizzazione dei progetti, se saranno finanziati, di effettuare delle modifiche. Modifiche, tra l'altro, che devono essere preventivamente comunicate alla VEPA, che le deve valutare e le deve approvare. Qualora le modifiche risultassero non essere di lieve entità, delle migliorie sostenibili, quindi modifiche non sostanziali, non saranno approvate e questo può compromettere il buon fine della realizzazione di quel progetto o quantomeno, nella migliore delle ipotesi, comportare magari anche una riduzione della spesa ammessa e di conseguenza del contributo che ne deriva. Quindi il progetto, per essere un progetto di buona qualità, deve da un lato sì rispondere alle esigenze imprenditoriali, alle necessità dell'azienda, dell'ente, del soggetto, dell'impresa appunto che fa questo progetto, ma deve essere un progetto che risponde agli obiettivi della misura, agli obiettivi del bando. Quindi io posso avere delle esigenze che talvolta non collimano con gli obiettivi del bando. Quindi anche questo è un aspetto che noi cerchiamo di incentivare perché ci rendiamo conto di quali sono i rischi delle modifiche in corso d'opera. Vanno bene l'80%, l'altro 20% però magari non va così bene, quindi insomma
Poi spiace anche lavorare per progetti che non raggiungono la massima realizzazione e ci consentono di erogare quanto era stato concesso con la graduatoria. Sei un richiedente soggetto pubblico? Allora, se sei un soggetto pubblico, rispetto a tutti questi aspetti, l'asticella dell'attenzione deve essere ancora più alta. Perché? Perché un ente pubblico ha dei tempi di azione che sono diversi da quelli di un privato. Un soggetto pubblico deve applicare il codice dei contratti, anche se insomma delle semplificazioni possiamo definire sono state approvate con l'ultimo decreto legislativo del marzo 23. Però per esempio in fase di presentazione della domanda di aiuto la documentazione relativa all'incarico affidato per la progettazione deve già esserci. Mentre per l'affidamento magari dei lavori, questo può essere fatto successivamente, ovviamente uno dice vabbè vediamo se viene finanziato o meno, in quel caso però per presentare la domanda di aiuto comunque è necessario documentare la modalità di determinazione della spesa, quindi l'aggiudicazione non è avvenuta, ma occorre comunque redigere un computo metrico, quindi fa riferimento ai preziario regionale indicato dal bando. Adesso io così non per deformazione perché non sono una forestale, ma essendo a Belluno ho messo direttamente il preziario regionale agroforestale. Oppure se non è previsto un computo metrico occorre documentare le indagini di mercato, quindi presentare le offerte che sono state richieste e le verifiche appunto che sono state fatte a livello di mercato. Che cosa trovate sul nostro sito? Beh, innanzitutto trovate già nella sezione degli applicativi le modalità per accreditarvi e anche la modulistica necessaria per la delega di compilazione alle domande. Questo vale per i tecnici che assistono i soggetti richiedenti, ma io dico vale anche per i titolari, no, delle domande. Noi promuoviamo sempre infatti il fatto di consultare il proprio fascicolo aziendale. Chi meglio del titolare della propria azienda può verificare i dati che sono presenti nel nostro sistema in questo contenitore che è il fascicolo aziendale. Quindi abituarsi anche nell'epoca in cui siamo a sfruttare le possibilità che ci sono per verificare i dati che poi ci interessano, no? Che a ognuno interessano per il proprio progetto. Che cosa troverete dopo la pubblicazione dei bandi? Troverete le indicazioni per compilare i moduli informatici, per il caricamento della domanda, per la compilazione dei singoli quadri che comporranno i vari moduli. Questi li troverete nella sezione del sito di Avepa dedicata a servizi, aiuti, contributi PSR, dove abbiamo iniziato a popolare la sezione dedicata al complemento per lo sviluppo rurale. E infine supporto agli utenti. Se ci sono questioni che attengono al fascicolo potete fare riferimento e utilizzare questa mail che è fascicolodeleghe@avepa.it. Per problemi di natura meramente informatica, quindi che non c'entra niente con cosa vuol dire sta frase del bando, potete anche scrivere al nostro help desk. Mentre per quesiti che strada facendo sorgeranno rispetto ai nuovi bandi, se avremo le risposte le daremo noi direttamente come Avepa oppure ci faremo tramite per i necessari approfondimenti. Potete sempre rivolgervi alla sede centrale, all'ufficio coordinamento che è degli interventi strutturali per le misure forestali e degli interventi materiali per i progetti di cooperazione, consentitemi la sintesi, ma potete fare riferimento anche agli sportelli provinciali. Come sportelli provinciali, tra l'altro, noi svolgeremo direttamente le istruttorie dell'innovation brokering. L'ufficio degli sportelli provinciali è l'ufficio sviluppo imprese, mentre per quanto riguarda le misure forestali è l'ufficio interventi forestali che si trova appunto presso ciascun ente. I riferimenti li trovate sempre sul nostro sito, a livello provinciale ci conoscete, quindi chiamate e noi ci saremo. Grazie. Grazie alla dottoressa Trevisin, dirigente dello sportello unico interprovinciale per
Belluno e Treviso. Siamo, diciamo, alle battute finali, poi questo è il momento per intervenire. Ci siamo dati una ventina di minuti per ascoltare tutte le vostre osservazioni alle cose che avete ascoltato, tempistiche. Ovviamente vi ricordo che tutte le informazioni le trovate sul sito internet venetorurale.it. A partire da lunedì troverete tutte le slide che sono state proiettate in questa sede. Allora vi chiedo soltanto di prenotarvi, ci sarà una persona che passerà con il microfono, questo è il secondo microfono che abbiamo a disposizione, prego. Allora potete prenotarvi, magari raccogliamo una serie di domande e ci date anche indicazione a chi sono rivolte, così da poter insomma ascoltare ecco, i vostri quesiti. Questo è il momento giusto perché avete a disposizione dei dirigenti, è il momento giusto davvero per porre tutte le questioni. Prego. Eccoci, prego. Non ho capito bene se i finanziamenti sono erogati o erogabili soltanto alle imprese agricole, imprese forestali o anche privati. Faccio questa osservazione perché da noi il 95-98% della superficie montana è gestita dai privati e quindi quando il nostro territorio comincia a essere scavato da situazioni meteoriche è un disastro. Volevo sapere se anche un privato può accedere a questi finanziamenti. Ok, allora questa è una prima domanda, andiamo, vediamo se ci sono altri interventi, prego. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Giulio Volpi, sono un agronomo e prima di tutto ringrazio insomma tutti i relatori perché davvero questi momenti di confronto e di presentazione consentono anche a tutti noi, compresi noi tecnici, insomma, di essere sul pezzo, come si suol dire. Adesso abbiamo visto dei bandi che usciranno tra 15 giorni e quindi questo ci aiuta. Quindi grazie davvero per questa iniziativa. Ho una domanda specifica che riguarda il bando Innovation Brokering per il dottor Zanol. Ho visto che tra i beneficiari figura, adesso non ho fatto tempo a registrare esattamente la dicitura, ma qualcosa legato a prestatori di consulenza. Ecco, volevo capire se tra questi soggetti sono previsti e compresi anche i singoli professionisti, cioè gli agronomi o i colleghi forestali che operano con propria partita IVA, oppure se diciamo, questo tipo di figura prevede solo quelle società di consulenza sul tipo di quelle della misura 2, per dire della vecchia programmazione, insomma. Ecco, perché mi ricordo che nella passata programmazione il singolo professionista non poteva essere, come dire, soggetto attivo all'interno dell'innovation brokering. Grazie. Grazie, chiarissimo. Abbiamo un'altra domanda da porre, prego. Buonasera. La domanda è diciamo un po' burocratica, nel senso che la nostra azienda agricola è un'azienda agricola che ha diciamo in gestione attuale nel fascicolo una piccola parte della sua consistenza complessiva. Una parte di questa consistenza è data in comodato a un'altra azienda agricola. La mia domanda era solo per eventualmente aver possibilità di accedere a questi bandi. Io ho visto delle date di scadenza che prima erano, se non vado errato, a maggio in precedenza e adesso sarebbe da novembre a novembre come l'annata agraria. Quindi noi dovremmo aspettare per integrare il nostro fascicolo aziendale novembre o potremmo anticipare questo e quindi avere un fascicolo aziendale integrato? Non so se la mia domanda è stata chiara. Per me sì. Poi eventualmente le arriverà una controdomanda se così non fosse. Abbiamo, intanto vedo che insomma si stanno segnando, ne abbiamo altre due. Sì, sono Lucilla, dottore forestale. Allora, io volevo sapere una domanda, diciamo un po' non direttamente collegata al CSR, ma collegata ai danni VAIA, perché sostanzialmente cosa è successo? Sapete che
diciamo, i danni VAIA dipendono dal Ministero di Protezione Civile, quindi Ministero. La seconda tranche dei danni VAIA è stata finanziata in parte, però alcuni, diciamo, miei utenti che hanno fatto domanda con questa seconda tranche si sono visti finanziare solo il 33% dell'imponibile ammissibile al 100%. Non si è saputo più nulla di questa ulteriore finanziabilità, posto che non dipende dalla Regione Veneto, naturalmente dipende dal Ministero, però volevo capire se la Regione aveva in mente questa cosa e se in qualche modo, perché io speravo che con questi bandi qualcosa si dicesse o fosse immesso per favorire, diciamo, questi che non avevano potuto usufruire di quella restante quota. Ecco, tutto qua, grazie. Prenderei la quinta domanda e poi passerei alle risposte. Sì, buonasera. Ad esempio sul SR11 viabilità silvopastorale, ma anche su altri, ho notato che si parte da un finanziamento anche minimo di 5.000 euro, quindi su spese di manutenzione e cose del genere l'eventuale spesa tecnica va a incidere in maniera inversamente proporzionale, diciamo, per l'usufruitore. Rimane sempre la percentuale minima che c'era negli anni scorsi, oppure questa è variata, oppure tutte le spese tecniche sono ammissibili al 100% indipendentemente dalla cifra del bando, della domanda? Grazie. Allora, andrei con ordine. Partiamo dalla prima domanda. Gli interventi si sono immaginati, pianificati solo per le aziende o anche per i privati? Dottor Contarin, vuole rispondere lei? Sì, do una prima parte, rispondo io perché è trasversale. Allora, ogni bando e ogni capitolo dedicato a descrivere l'intervento del complemento ha un indice fisso. Una delle prime voci, se non mi ricordo se è il paragrafo 3, qualifica i potenziali richiedenti e speriamo beneficiari di quel bando e li elenca in maniera a volte forse un po' burocratica, perché talvolta ci sono dei termini di norma, di legge, e cambiano da intervento a intervento. Gli investimenti da parte delle aziende agricole, non è tema di stasera, ovviamente sono riservati agli agricoltori che sono in possesso della qualifica IAP, lo uso come esempio canonico. Gli interventi presentati stasera invece sono rivolti, ma qui passo la parola ad esempio immaginando che l'interesse fosse per quelli forestali, sono rivolti a alcune categorie di richiedenti e potenziali beneficiari. Qui passo a Silvia per non essere impreciso. Sì, corretto, a parte l'SR3, cioè l'insediamento che è rivolto a imprese, perché che si insediano, tutti gli altri sono rivolti a soggetti pubblici o privati, proprietari o conduttori di superfici forestali o nelle prime 3 interventi presentati superfici agricole. Quindi anche un privato che ha una proprietà boschiva che è stata ad esempio danneggiato, SRD 12.2, può aver titolo ad accedere a questi fondi. E questo in generale, per ogni bando poi è dettagliato, anche specificato quali sono i titoli di conduzione, eccetera. Il fascicolo aziendale è necessario, quindi anche i privati devono dotarsene. Perfetto, c'era una domanda poi, la seconda era per il dottor Zanol, se i beneficiari sono anche prestatori di consulenze. Sì, allora l'addizione è prestatori di consulenza. Quando parliamo di prestatori di consulenza, sono i prestatori di consulenza, diciamo così, qualificati a questo scopo nel sistema dell'ACIS, quindi sono gli organismi di consulenza che, come sapete, potrebbe essere anche il singolo diciamo così, professionista, purché evidentemente sia iscritto. Però sottolineo che comunque l'attività eventualmente di aiuto o comunque di accompagnamento da parte di professionisti all'interno evidentemente delle attività previste
nel piano operativo vengono comunque considerate e vengono catalogate all'interno di quelli che sono l'acquisizione di beni e servizi, e quindi non è il professionista da questo punto di vista non acquisisce direttamente quella che è la possibilità di accedere ai fondi, ma acquisisce la possibilità di accedere ai fondi per il tramite comunque di chi lo incarica a svolgere un'attività di professionale legata appunto al progetto. Però gli organismi di consulenza sono i soggetti che effettuano consulenza rimangono gli organismi di consulenza accreditati. Grazie. C'era un'altra domanda, vuole rispondere lei, dottoressa, Sì, legata alle sì. aziende agricole che hanno una parte, diciamo, in comodato d'uso. Allora, io faccio riferimento sempre alle misure forestali, dove tra i beneficiari ci sono anche i proprietari di superficie, che quindi sono proprietari di superficie ma non ce li hanno in conduzione. Allora, in agenzia stiamo lavorando per cercare di far registrare queste superfici in proprietà ma non in conduzione all'interno del fascicolo, perché allo stato attuale nel fascicolo abbiamo le superfici in conduzione. Quindi far registrare in fascicolo le superfici in proprietà senza la conduzione è impegnativo, perché non può mandare in tilt un sistema di controllo basato sulle superfici in conduzione. Quindi stiamo lavorando per questo, per cercare di ottenere questa possibilità. Speriamo di non dover ricorrere a un piano B, fermo restando che le superfici in proprietà, se fanno parte della superficie oggetto di investimento, nella domanda ci devono essere, perché comunque dovranno essere inserite in quel file in formato, no? GeoPackage che vi dicevo, come area di intervento georeferita. Nel momento in cui riusciamo ad anticipare tutta la gestione, insomma, questo è l'obiettivo e la necessità a cui dobbiamo puntare. Non è ancora fatto. Comunque quelle superfici, ripeto, proprietà senza conduzione, possono rientrare nella superficie oggetto di investimento. Per l'ultima domanda c'era il tema Vaia con diciamo, le risorse che per la seconda tranche sono state erogate solo al 30%, ma evidentemente insomma, proviamo a vedere se riusciamo ad avere in questa sede delle risposte per la sua domanda. Chi risponde? Sì, Dottoressa allora, Maier. Sì, più che altro per le informazioni che ho in via magari informale, perché appunto lavorando nell'area che si occupa anche dei finanziamenti VAIA qualcosa permea. Non è questo il tavolo di chi può rispondere nel dettaglio a questa domanda. Sono fondi che hanno una gestione completamente diversa da quelli della programmazione comunitaria, essendo appunto afferenti, come ricordato, a una gestione commissariale. Le informazioni che ho è che stanno riprendendo in mano e cercando di identificare le risorse per avanzare quantomeno nella percentuale di finanziamento. So che i colleghi stavano appunto trovandosi per fare i conti e quindi non ho date né importi, ma insomma so che stanno lavorando, non sono domande che sono state dimenticate o abbandonate, c'è una preoccupazione di portare a termine l'impegno che è stato preso. Allora, l'ultima domanda era legata al finanziamento anche di spese minime, quindi si era parlato di manutenzione, spese di manutenzione, corretto? No, io ho colto un'altra cosa, quindi dico come l'ho interpretata io, poi semmai il Signore mi corregge. Al di là dell'entità minima della spesa messa in un intervento, se non ricordo quale sia, abbiamo che su tutti questi interventi a investimento è prevista il riconoscimento delle spese tecniche di supporto, fattibilità, predisposizione e quant'altro, che però hanno un'aliquota percentuale massima di ammissibilità, non possono superare il 5%, è una regola trasversale che abbiamo, quindi se la spesa minima oggetto dell'investimento, l'imponibile per capirci, rasenta il minimo, i famigerati 5.000 euro, che cioè, per carità può essere anche significativo in certi casi, ovviamente in proporzione la spesa tecnica non potrà essere di 1.000 euro, ma sarà in proporzione quella ammissibile, il 5% di 5.000 euro. Ok? Quindi funziona esattamente così come ha funzionato finora. Insomma, ecco. Grazie.
Grazie dottor Contarin. Allora, dovrebbero essere terminate le domande. Io a questo punto chiuderei il tempo destinato alle domande, a meno che non vi fosse qualche altro quesito. Nel frattempo vi voglio ricordare il canale Telegram, il sito internet Veneto Rurale, e poi attenzione perché avete un QR code nella cartellina che avete, perché vi chiediamo di partecipare al questionario di gradimento per l'appuntamento informativo che è stato organizzato per questa sera. Siamo davvero alle battute finali. Dottor Contarin, chiederei a lei davvero 2 parole di chiusura dei lavori per queste 2 ore, insomma, che sono state davvero ricche di contenuti. Che siano state 2 ore ben fruttuose per tutti i partecipanti. Vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio i colleghi che hanno preparato e presentato l'incontro di stasera qui insieme con me e, come dicevo, nel BUR del 14 usciranno i bandi che verranno adottati credo martedì prossimo dalla Giunta. Per ogni chiarimento, dubbio o quant'altro, al di là delle modalità che la tecnologia ci consente di consultare siti, social, eccetera, sapete, l'ha ricordato prima anche Marilena, comunque, che anche il contatto vecchia maniera al telefono o fisico si può avere, ovviamente con gli uffici di Avepa, che sono quelli più agevoli perché vicini, fisicamente e materialmente vicini. Comunque anche trovate nei bandi i riferimenti per ciascun bando, alla fine del bando, i riferimenti degli uffici referenti della struttura di Via Torino, della Giunta regionale, referenti per quel tipo di intervento. E invito appunto a rivolgere ogni dubbio, ogni domanda per tempo, appena vi si presenta, e non aspettare, come ben consigliava la dottoressa Trevisin, gli ultimi momenti, perché gli ultimi momenti sono comunque sempre concitati e, come sappiamo, la fretta non gioca mai bene. E, ripeto, rinnovo il ringraziamento e l'augurio a tutti di una buona serata e di un buon lavoro. Grazie. Grazie dottor Contarin, grazie a voi per aver partecipato in questa sede, tutte le coordinate utili, insomma, per potervi muovere con il complemento dello sviluppo rurale veneto al piano strategico nazionale della PAC. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci, buona serata a tutti.